Purtroppo, a fronte della volontà di tutti i gruppi consigliari di poter dare un contributo, di dare una mano, la mia impressione è che da parte della sindaca e dell'amministrazione comunale, insomma dei gruppi di maggioranza, ci sia stata una sottovalutazione di quello che è successo. Non le manda a dire l'ex sindaco di Bassano Riccardo Poletto dopo che nel corso dell'ultimo consiglio comunale sul piatto la gestione logistica delle vaccinazioni. Poletto parla di un'assoluta mancanza di pianificazione da parte dell'amministrazione Pavan. Se le cose fossero state pianificate adeguatamente non avremmo assistito a quel disservizio per il quale hanno penato molti cittadini, tra l'altro quelli più fragili. Non abbiamo visto mettere in atto soluzioni che siano in grado di risolvere finalmente i problemi che sono presentati. E Pavan dice non si è assunta alcuna responsabilità in merito alla gestione di un edificio del comune. Un'assunzione di responsabilità vera e propria non c'è stata da parte della sindaca e dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo ricordato che il sindaco di Bassano è anche il presidente della conferenza dei sindaci, cioè presiede quel gruppo di sindaci di tutto il territorio e per primo dialoga con il direttore generale o con gli altri responsabili dell'azienda sanitaria per far presente le necessità e collabora per risolvere i problemi. Ecco, dialogo, condivisione, quello che ancora una volta manca alla prima cittadina. Poletto esprime dubbi anche sulla decisione di destinare il Pala 2 come sede vaccinale al posto del Palangarano. Temiamo di essere sicuri che non basti cambiare collocazione, primo perché lì potrebbero esserci ulteriori problemi, perché il Pala 2 ha la palestra che è al di sotto del piano di campagna, quindi ci sono delle barriere architettoniche, ci sono degli ascensori, non sono mai però stati utilizzati in maniera così massiccia, capitava di usarli di quando in quando, io non so se reggano un afflusso di persone che quasi totalmente ne avranno bisogno, perché parliamo in alcuni giorni di moltissime persone molto anziane che probabilmente avranno bisogno di prendere l'ascensore. Di questo deve tenere conto chi amministra la città perché è chi deve conoscere tutte le strutture a uso pubblico e chi governa la città deve garantire la fruibilità dei siti comunali, non altri. Con lo scaricabarile del colpa dell'uno, colpa dell'altro, assistiamo a un teatrino ma i cittadini non vedono risolti i loro problemi.